Buongiorno a tutti, qui a Povolaro, questo 1° maggio, ospiti della società locale. Siamo qui a vedere le finali regionali del campionato Under 13 3x3 maschile. Le squadre sono agguerrite, ci sono società di altissimo livello insieme a quelle che invece calcano più i campi provinciali, che si sfidano in questa disciplina che vede 3 ragazzi contro 3 giocare in campi di dimensioni ridotte, però questa è la pallavolo che va bene ed è una buona palestra per i ragazzi delle nuove generazioni. Sicuramente fanno un po' più di fatica, va bene? Teniamo altri palleggi precisi, ok? Cerchiamo di darci una mossa, di muovere le gambe e andarci a prendere. Dai raga, dai! Ok? Quindi bene in battuta, tiriamo fuori le ultime forze, dai, andiamo.
lo dobbiamo fare. Non aver paura, ok? Se al massimo hai paura, in quel momento, la cosa deve Abbiamo qui la squadra vincitrice, parliamo con le allenatrici e con l'allenatrice del Padova Chioene Travizza. Sì, siamo molto contenti perché forse era un po' inaspettata, quindi siamo felicissimi. Andiamo a Cosenza! Complimenti allora per questa finale, complimenti al Chioene Padova che conquista il gradino più alto del podio. Allora siamo qui con Serena del Dinamica Volley Pozzonuovo e allora sentiamo un po' le impressioni. È stato bello esserci, è stato bello arrivare a questa finale, primo e secondo posto. Di certo non partivamo tra le favorite, sono certa che comunque questi ragazzi potrebbero scrivere il futuro della pallavolo.